La crisi colpisce anche le scuole, o meglio le famiglie con figli che frequentano le scuole dell'infanzia, quegli asili che ospitano bambini da 3 a 6 anni. Il Veneto è la regione italiana che ha più scuole paritarie, frequentate da 93.000 bambini su 140.000. Solo la metà vanno in quelle statali e così le difficoltà si abbattono su questi istituti. 30 quelli chiusi di recente in regione, al ritmo di 10 all'anno. I bambini calano, i genitori faticano a pagare le rette. Negli ultimi 5 anni ci sono meno 5.000 bambini che non vanno al paritario. Solo 1.000 di questi sono compensati dall'accoglienza presso le scuole statali. A fronte di questo c'è purtroppo un licenziamento di circa 700 persone. Venezia è la provincia con maggiore equilibrio tra paritari e statali, che in totale ospitano 23.000 bambini e che sono per lo più parrocchie, fondazioni, cooperative. Treviso e Padova le province con più squilibrio a favore delle paritarie, Belluno invece con il 60% di scuole statali. La regione stanzia 21 milioni all'anno, ma non ce la fa più e non può ritoccare la cifra, e così lancia un appello ai parlamentari veneti. Il modello veneto delle scuole da 3 a 6 anni garantisce un'eccellenza unica in Europa, a un costo 3 volte inferiore. Allora abbiamo invitato tutti i deputati, noi come regione abbiamo fatto la nostra parte. Dei parlamentari veneti invitati a Palazzo Balbi però se ne sono presentati solo 3, uno a testa di 5 Stelle, PDL e PD, oltre all'assistente del sottosegretario Baretta. L'appello è che presentino un progetto comune per coprire i costi crescenti e le difficoltà maggiori delle famiglie. Noi vogliamo invece che facciano una proposta tutti insieme e facendo una battaglia fino in fondo dicendo queste sono le spending review, gli sprechi rispetto ai pochi soldi che potremo spendere avendo lo stesso risultato. La convenienza è evidente, un bambino costa 7.500 euro all'anno nelle statali, 2.800 nelle paritarie, dove la retta media è di 170 euro al mese. I genitori chiedono aiuto.